finito quello dello scoppiamento. L'obiettivo è quello di garantire l'imprenditorialità della corsa, premiando anche la qualità degli spingitori ad una sola contrada. I punti principali sono questi: gli spingitori che abbiano vinto in coppia il travio delle due edizioni consecutive possono gareggiare insieme, possono tornare a riunirsi se le due vittorie sono state ottenute sempre stabilite in due terze contrade. E tutti gli spingitori inoltre dovranno essere maggiorenni alla data di apertura del bando controllaio, ovvero il 25 aprile, non avere superato i 35 anni di età al 31 luglio dell'anno della corsa. L'altra novità importante è che gli spingitori dovranno essere nati nel comune di Montepulciano o avervi avuto la residenza per almeno 3 anni, così recita testualmente il regolamento, che però è stato adottato in via sperimentale e dunque adeguato alle esigenze del momento. Praticamente gli spingitori che possono partecipare a questa edizione del travio possono essere scelti in tutti i comuni della provincia di Siena, valgono i requisiti naturalmente di nascita. Dunque in via sperimentale è stata estesa, diciamo, l'area di provenienza all'intera provincia di Siena. Lo scopo è quello di arrivare poi ad un cerchio, cioè arruolare spingitori nati nel comune di Montepulciano, residenti nel Poliziano dal primo 3 anni. Lo scopo è appunto anche quello di ricalare, relegare la manifestazione alla sua comunità, alla sua stessa gente. Mentre la regia continua a mostrarci l'esibizione degli sbandieratori che si stanno svolgendo sul sagrato, scusate, della chiesa. Io vorrei ricordare ancora una volta quello che sarà l'ordine di partenza, riassumendo così anche quello che vi abbiamo mostrato, abbiamo seguito in diretto questa mattina. Come da tradizione c'è stata tutta l'estrazione delle entrate scattine alla disposizione della barriera sorteggiata dalla cerimonia emozionante che ha coinvolto numerosa anche questa mattina. Grazie alla grande gestione della condizione dei spingitori, l'offerta dei genitori, il solamente copioni del cazzo! la cava, abbiamo insomma a vedere quella che Ma è vero, hanno fatto piccini ospiti qua. in prima fila